Una buona giornata, ben trovati, eccoci in diretta Focus TG in questo sabato post grandi emozioni delle cerimonie di apertura naturalmente dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ne parleremo più tardi con il nostro Christian Arboit, che di nuovo sarà in collegamento per raccontarci emozioni e non solo, anche tutta la macchina che si sta muovendo dietro a questo evento internazionale. Ma c'è naturalmente anche la cronaca dal territorio che è pressante, diversi collegamenti. Oggi a Treviso parte la zona rossa, andremo a Bassano del Grappa dove c'è stata un'aggressione per futili motivi sul Ponte Vecchio, e nel Vicentino per tornare a parlare di PFAS. Oggi è anche la giornata contro il bullismo, ci sono eventi anche molto importanti in tutto il territorio regionale, quindi davvero uno spettro di temi molto importante. Allora subito con la cronaca andiamo a Venezia dalla nostra Anna Maria Parisi, che si trova con Simone Merlo, perché c'è stato un arresto piuttosto particolare da parte dei carabinieri. Non solo spaccio di droga, ma quello che è rilevante è la modalità e soprattutto il luogo in cui questo 52enne che è stato arrestato si fermava a spacciare, e purtroppo i clienti che sceglieva. Anna Maria, a te buongiorno. Sì, buongiorno Lina, a te, ai nostri telespettatori e telespettatrici. Stiamo parlando di un pusher, un 52enne senza fissa dimora di Sandona di Piave, che spacciava cocaina ed eroina dalla sua roulotte parcheggiata a pochi passi da alcuni istituti scolastici. I carabinieri hanno notato questo strano via vai con questi ragazzi e ragazzini molto giovani che appunto entravano e uscivano da questa roulotte proprio per acquistare la droga, ripeto, cocaina e marijuana per lo più. Quindi dopo un accurato controllo, una volta entrati nel mezzo, nella roulotte, i carabinieri hanno provveduto a sequestrare anche una vera e propria agenda dello spaccio, dove il 52enne senza fissa dimora annotava i nomi e cognomi di chi acquistava la droga e di chi nei confronti dei quali aveva anche un credito, perché molti pagavano anche a rate, per così dire, visto che non avevano sempre con sé la disponibilità economica per poter acquistare la sostanza stupefacente. All'interno del mezzo trovato con il 52enne anche un altro 48enne, anche lui senza fissa dimora. Tutto è stato sequestrato, tutto quanto è stato trovato dai carabinieri all'interno della roulotte è stato sequestrato, ovvero quasi 300 grammi di cocaina, in parte già pronta per lo spaccio e confezionata in dosi da 1 grammo, quindi 95 grammi di marijuana, 220 euro in contanti, oltre alla sostanza da taglio e appunto a questa agenda dello spaccio, una sorta di agenda dello spaccio di credito, diciamo così. Il 52enne quindi, come dicevo, è stato fermato dai carabinieri di Sandona di Piave il 5 febbraio scorso. Ieri c'è stato l'arresto di convalida con le indagini che sono ancora in corso. E da Sandona è tutto, con Simone Merlo per la parte tecnica ti restituisco la linea, Lina. Grazie ad Anna Maria Parisi per il report su questa notizia. Allora, noi andiamo avanti e andiamo, se riusciamo, a Bassano del Grappa, perché c'è stata, come vi ho detto, una brutta aggressione sul ponte degli Alpini, pare per un cane, per il comportamento di un cane. Ci spiegano tutto i colleghi di Bassano del Grappa. Sentiamo. Una vicenda spiacevole, quella accaduta domenica sera sul Ponte Vecchio a Bassano del Grappa verso le 20. Elmar stava passeggiando con il suo cane quando un signore l'ha aggredito. Dunque, che cosa è successo? Io stavo con Pelo, stavamo andando verso il Ponte Vecchio e un signore mi ha aggredito fisicamente, dicendo, inveendo su di me che il cane piscia in giro dappertutto. All'inizio pensavo fosse uno scherzo, però poi ha anche praticamente sbattuto il mio telefono contro il muro e poi mi ha sbattuto a me per terra, ecco.
c'era un sacco di gente, ma io ero per terra e basta. Nessuno ha fatto niente? Nessuno ha fatto niente, no. Lei ha sporto denuncia? Io ho sporto denuncia dai carabinieri il giorno dopo, ed ero ancora sotto shock, non avevo neanche dormito tutta la notte, chiedendomi come mai questi personaggi fanno una cosa del genere, anche sapendo che questo è un bassanese per bene. Ma l'uomo che l'ha aggredito, dopo che cosa ha fatto? Il cane come ha reagito? Il cane proprio non ha fatto niente, ci siamo guardati alla stessa altezza quando ero per terra e niente, il cane proprio, e sono contento che non abbia fatto niente, perché questo è un cane che da quando è piccolo è sempre stato con me e l'ho educato proprio contro ogni violenza. L'uomo invece? L'uomo invece ha fatto finta di niente, è andato avanti, ha attraversato il ponte, si è fermato un attimino lì dove c'è un esercizio pubblico, ha parlato 20 secondi con un altro giovane e poi l'ho inseguito fino a casa sua. E adesso si stanno facendo tutte le indagini del caso? Io sto aspettando i carabinieri che finalmente mi dicano se hanno fatto indagini, se non le hanno fatto, cosa è venuto fuori. Sicuramente la persona non è la prima volta che penso che dovrebbe essere noto, penso, ai carabinieri. Questa dunque è la testimonianza raccolta dalla nostra Nancy Galdi. Purtroppo si moltiplicano gli episodi di aggressioni estemporanee, non si capisce neppure per cosa, lo avete sentito, e qui eravamo davvero in centro a Bassano del Grappa. Andiamo sulle strade adesso, partiamo dal gravissimo incidente che si è verificato ieri sera a Fonte, nell'Alta Marca Trevigiana. Siamo nella zona di Via Roma, dove un uomo di 60 anni di origini marocchine che risiede in zona è stato investito da una macchina mentre attraversava la strada e è stato sbalzato violentemente sull'asfalto, riportando lesioni molto gravi. Sul posto i carabinieri di Asolo, intervenuti per i rilievi, pare appunto stesse attraversando la carreggiata in un tratto però privo di strisce pedonali. A travolgerlo la Toyota di un 70enne di San Zenone degli Ezzelini, che è uscito illeso ma sotto shock dall'abitacolo. L'altro uomo, naturalmente il pedone, è stato trasportato in condizioni di estrema gravità all'ospedale Cafoncello di Treviso. La prognosi è riservata, ma a quanto pare il paziente è stabile. Il conducente della Toyota è risultato poi negativo all'alcol test. E c'è stata invece una vittima delle strade ieri nel primo pomeriggio. Siamo a Vedelago, nella Castellana. A perdere la vita è stato un ragazzo di appena 26 anni in sella al suo scooter nello scontro, anche in questo caso con un'autovettura. I soccorsi, i tentativi di soccorso si sono purtroppo rivelati inutili. Non va bene, loro le tagliato strada, è morto per niente. Il corpo di Tinduende è rimasto sull'asfalto accanto al ciclomotore a pochi metri dal punto d'impatto. È qui, lungo via Castellana, all'incrocio con via Calcroci Sud, che si è consumata la tragedia. Aveva 26 anni, Tinduende Kodonogou. Era originario del Burkina Faso e viveva a Vedelago dal 2009. Secondo una prima ricostruzione, l'auto, una Peugeot 106, proveniente da via Cal di Croce, si sarebbe immessa sulla Castellana, tagliando la strada al giovane che stava procedendo in direzione Castelfranco Veneto. L'auto era condotta da un cittadino senegalese residente a Trebaseleghe. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Tinduende si stava recando al lavoro. Diplomato meccanico all'istituto professionale, era stato assunto alla Faber di Castelfranco Veneto da almeno 6 anni. Il suo turno sarebbe iniziato alle 14. Sul posto, oltre ai soccorsi e alle forze dell'ordine, sono arrivati anche il padre e i fratelli, sconvolti dal dolore.
A parlare è lo zio Omar. Mi dispiace, anche io non so cosa dire. Tanti anni che io sono qua con loro, fate scuola loro, tutto, fate scuola qua, alla fine ho trovato lavoro, dopo così. Tinduende, conosciuto come Irene, viveva con la famiglia a Vedelago, dove era cresciuto e si era costruito il suo futuro. Lascia i genitori e 3 fratelli. Un fratello, trattenendo le lacrime, riesce a parlare. Mio fratello si chiama Irene, stava andando al lavoro e una macchina le ha dato la strada. Sono in corso gli accertamenti di carabinieri e polizia locale di Vedelago per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Non è la prima volta che qui si verificano incidenti, racconta un residente. Questa volta però a pagare è stata una giovane vita lungo un incrocio attraversato ogni giorno da centinaia di veicoli. E ci sono stati altri 2 incidenti nelle ultime ore sulle strade della Marca trevigiana. Uno alle 7 di questa mattina, siamo a Trevignano, un frontale tra un furgone e un camion porta container. Siamo sulla Postioma, intervenuti i vigili del fuoco che giunti da Treviso hanno dovuto mettere in sicurezza i mezzi, assistere i 2 conducenti insieme al personale del SUEM 118, hanno riportato entrambi lievi ferite. E poi a Morgano, a cui si riferiscono, ecco le quali altre immagini, alle 8:30 i vigili del fuoco, stavolta arrivati da Castelfranco, sono dovuti intervenire in via Mascagni per un'autovettura con a bordo un 76enne che si è ribaltata finendo nel fossato adiacente alla strada. Vigili che hanno estratto il conducente affidandolo alle cure del personale sanitario e anche qui hanno poi messo in sicurezza i veicoli, li avete visti incidentati. Allora, dicevamo in apertura, tema zone rosse, che è un tema caldo un po' in tutte le province, in tutti i capoluoghi naturalmente del Veneto. A Treviso riparte oggi, dopo l'esperienza della scorsa primavera, durerà questa volta 60 giorni e coprirà nuove aree come quella di Piazza Borsa, dove si trova la nostra Elena Dal Forno con Tommaso Migot, perché è una novità questa di Piazza Borsa, oltre a San Zeno, di cui abbiamo a lungo parlato anche nei nostri telegiornali. Elena, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Siamo proprio qui in Piazza Borsa, dicevi bene, in quella zona un po' ibrida tra via Zorzetto, via Fiumicelli e proprio le scalinate che portano a Piazza Borsa. In quella zona dove si piazzano spesso persone, diciamo, senza fissa dimora o baby gang, così, che si incontrano anche per fare un po' di confusione in una zona che è stata spesso dentro le nostre cronache cittadine, anche con episodi piuttosto gravi. Alle mie spalle, come vedete, nelle immagini di Tommaso Migot, Piazza Borsa con i mercatini e le giostrine di Carnevale, perché chiaramente è iniziato anche questo periodo e proprio in previsione di questo periodo, tra Carnevale e tra Pasqua, prefetto, questore e sindaco si sono riuniti in un vertice e hanno deciso di aprire una zona rossa anche in questa zona, che non era stata fatta oggetto nell'altro provvedimento, per 60 giorni. Quindi saranno periodi intensi dove arriveranno molti turisti, chiaramente saranno, diciamo così, avranno una tutela in più. Ecco, vogliamo ribadire che la zona rossa non significa militarizzare la città, significa semplicemente dare più strumenti alle forze dell'ordine per provare provvedimenti come i DASPO, come gli allontanamenti o come gli ammonimenti del questore. In questa zona, tra l'altro, non poco tempo fa appunto ci sono stati altri gravi episodi, una scazzottata tra una ventina di persone. Il supermercato sappiamo che è una zona spesso presa di mira la sera per persone che fanno spese e poi acquistano magari alcolici e si mettono qui nelle scale a bere, quindi vediamo se questo provvedimento darà qualche frutto, come cittadini e residenti ovviamente si aspettano. Ricordiamo che nell'altro provvedimento, nell'altra zona rossa, furono 6 i DASPO, quindi non numeri esaltanti, però una sicurezza percepita maggiore. E adesso ascoltiamo proprio il presidente della Camera di Commercio, che qui ha la sua sede, qui a Palazzo della Borsa, Mario Pozza, che ci ha parlato proprio di una sicurezza maggiore che secondo lui arriverà in questo quadrante. Ascoltiamo il collega Nicola Marcato con Mario Pozza.
A Treviso si allarga la zona rossa. Dopo la prima sperimentazione estiva, prefettura, questura e comune hanno deciso di riproporre la misura, ma con un perimetro quasi triplicato e per un periodo più lungo, 60 giorni da Carnevale a Pasqua. Il nuovo perimetro non riguarda più solo l'area di Via Roma, ma si estende fino a Piazza Borsa e comprende tutta la zona attorno alla stazione ferroviaria, arrivando a coinvolgere Via San Zeno e Via Dandolo, aree dove negli ultimi mesi si erano spostate alcune criticità. Una scelta che trova il favore anche del presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza. Il quadrante Borsa sappiamo che è oggetto tante volte di scontri tra ragazzi sbandati e via. C'è stato messo un rimedio con via Fiumicelli, con un presidio, adesso l'allargamento ulteriore della zona rossa vuol dire che le istituzioni ci sono per dare più sicurezza ai cittadini, è un quadrante che aspetta la riqualificazione e quindi ben venga. Zona rossa non significa più pattuglie, ma uno strumento in più per le forze dell'ordine, la possibilità di allontanare persone già note per precedenti penali quando vengono ritenute pericolose. La decisione è maturata in una riunione sulla sicurezza con il prefetto Angelo Sidoti, il questore Alessandra Simone e il sindaco Mario Conte. L'obiettivo dichiarato è doppio: intervenire sulla sicurezza reale e sulla percezione di sicurezza in un periodo dell'anno che porta in città un forte afflusso di persone tra eventi, carnevale e festività pasquali. Per i prossimi 2 mesi, dunque, una parte più ampia del centro cittadino e dell'area attorno alla stazione sarà sottoposta a questa blindatura straordinaria, con l'obiettivo di prevenire episodi di degrado e microcriminalità e garantire maggiore tranquillità a residenti, lavoratori e visitatori. Bene, eccoci di nuovo in Piazza Borsa e adesso ascoltiamo invece le testimonianze di quel quartiere al di là della stazione, quello tra San Zeno e Sant'Antonino, anche quello oggetto di zona rossa allargata. Anche questa è una novità, una zona chiesta spesso anche da alcune forze politiche come Fratelli d'Italia, che in questa fase ha trovato finalmente un provvedimento che la tutela. C'è stato un incontro proprio tra sindaco e cittadini per parlare del degrado di quella zona e della sicurezza anche percepita con le nuove telecamere che arriveranno. Quindi ascoltiamo il servizio e io, Lina, ti restituisco la linea. Nei telegiornali della sera ascolteremo anche le testimonianze di residenti, di commercianti e delle istituzioni. Sala parrocchiale della Chiesa votiva gremita, oltre 100 persone hanno partecipato all'incontro con il sindaco ed il comandante della polizia locale su sicurezza nel quartiere di Sant'Antonino. Promotore il gruppo di controllo di vicinato della zona, che da tempo vede i residenti impegnati attivamente nel cercare di contrastare gli episodi poco piacevoli che si verificano soprattutto nell'area a ridosso della ferrovia. Spaccio, degrado, anche aggressioni che allarmano non poco i cittadini. Ora sono arrivate delle risposte concrete alla richiesta di sicurezza. Queste risposte concrete sono arrivate in termini di zona rossa. Oggi siamo alla vigilia, partirà domani finalmente. Una zona rossa che dovrebbe aiutare tutti i residenti. Solo il mio gruppo conta più di 100 persone, a sentirsi un attimino più tranquilli quando girano per le strade del nostro quartiere. Inoltre è arrivata finalmente la splendida notizia dell'arrivo dell'installazione delle telecamere che aspettavamo da 2 anni. Intanto i cittadini vogliono sentirsi meno soli e fioccano le adesioni al gruppo di controllo di vicinato. Insieme abbiamo creato una comunità forte, stiamo crescendo sempre di più e ci stiamo sostenendo, dando contrasto a questi spiacevoli episodi con tutte le nostre forze. Questa è la mobilitazione, dunque l'avete sentito, grazie a Elena Dalforno e Tommaso Migotti in diretta dal centro di Treviso. Vedremo naturalmente questa zona rossa poi come evolverà. D'altro canto ci sono altre aree della città che sono state teatro di episodi di una certa gravità. La Polizia di Stato ha individuato lo scippatore, che poi è un ragazzo giovanissimo, appena 14 anni, che il 24 di gennaio aveva aggredito e derubato un'anziana della Borsetta in pescheria. La signora era caduta, aveva battuto la testa. Sentiamo.
Ha appena 14 anni eppure un precedente per furto e resistenza pubblico ufficiale, il responsabile dello scippo in pescheria dello scorso 24 gennaio. Gli agenti della squadra mobile della questura di Treviso, grazie alle immagini della videosorveglianza cittadina, sono riusciti ad identificarlo e denunciarlo. L'episodio, verificatosi il sabato pomeriggio, ha suscitato sgomento e preoccupazione in città. Vittima dello scippo, una signora di 89 anni. L'anziana stava passeggiando quando, arrivata all'altezza dell'incrocio tra via Pescheria e via San Parisio, è stata aggredita alle spalle da un giovane che le ha strappato la borsetta. Colta di sorpresa, la signora, per la violenza dello strappo, ha perso l'equilibrio ed è caduta sbattendo il capo proprio sul blocco posto in mezzo alla carreggiata per impedire l'accesso alle auto in via Pescheria. Lo scippatore è quindi scappato, lasciando la donna a terra, con grande shock dei presenti che hanno subito prestato i primi soccorsi. C'è sgomento perché il quartiere proprio è il cuore della città. Di un sabato pomeriggio, tra l'altro la povera signora ha avuto anche un trauma importante perché non aveva perso memoria, non sapeva neanche più chi riconoscere la sua famiglia e quant'altro, perché aveva anche preso paura. Le indagini della polizia hanno consentito di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e risalire all'identità dell'aggressore. E qui la sorpresa: si tratta di un ragazzino di 14 anni, italiano, che frequenta la prima superiore in un istituto di Treviso. Giovanissimo, ma già con un precedente per furto e resistenza e privo di scrupoli, visto come ha aggredito la signora di 89 anni dopo averla pedinata per alcuni metri con il volto travisato, strappandole la borsa senza curarsi di lei dopo che era caduta, battendo violentemente la testa. L'anziana ha avuto una prognosi di 5 giorni ed è stata pure fortunata, perché poteva andare anche molto peggio. Il 14enne è stato ora denunciato per furto con strappo e lesioni personali e convocato in questura con i genitori. Il sindaco Mario Conte ringrazia le forze dell'ordine. Il protagonista è un ragazzo di 14 anni che si era già reso protagonista di altri episodi anche di resistenza pubblico ufficiale. Solo una cosa io mi auguro adesso: che ci sia il modo per far pagare la giusta pena a questo ragazzo. Certamente ha 14 anni e quindi lo vogliamo recuperare. È altrettanto vero che ogni azione porta con sé delle responsabilità ed è giusto che paghi sia lui che la sua famiglia. Il tema dei giovanissimi, non solo autori di reati penali, come ha naturalmente fatto presente e sottolineato il sindaco di Treviso Mario Conte, ma anche di atti di bullismo. Ecco, il tema è al centro, lo abbiamo detto, della giornata di oggi. Ci sono diversi eventi un po' dappertutto, da Venezia a Padova a Treviso, dove si è riunito questa mattina il Consiglio Comunale dei ragazzi. Ecco, allora noi andiamo a Padova, dove sono stati gli avvocati a fare il bilancio di questo tema, che riguarda strettamente naturalmente anche il loro settore. Bulli, baby bulli, ragazzi sempre più violenti e che magari vanno a scuola, lo abbiamo visto, anche con un coltello. Sentiamo Marta Zatta. Oggi è la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, un fenomeno purtroppo sempre più crescente tra i giovani del Veneto e purtroppo anche della provincia di Padova. E proprio a Padova in questo momento è in corso un convegno organizzato dagli avvocati del Triveneto per analizzare anche il lavoro svolto in questi 2 anni con lo sportello legale bullismo. Noi abbiamo intervistato il presidente e il vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova. Vediamo cosa ci hanno detto. I casi che incontriamo sono più o meno, non sono così violenti. Non abbiamo incontrato casi di violenza molto cruenta, però la violenza psicologica è quella che proprio incide sui ragazzi che sono vittime di bullismo. Ad esempio, succede che la vittima viene spesso esclusa da tutte le feste, festine, dalle amicizie, non viene coinvolta nelle attività della scuola. Abbiamo avuto casi di una ragazzina che purtroppo è stata presa di mira da altre compagne e ad esempio non poteva prendere l'autobus con loro, ma la costringevano a prendere quello successivo o addirittura a scendere alla fermata successiva, costringevano ad arrivare in ritardo. Abbiamo casi in cui dei ragazzini vengono presi di mira e sempre presi in giro, a volte anche per le loro inclinazioni sessuali che non sono conformi, diciamo, allo standard,
e vengono anche minacciati, offesi e quasi, vorrei dire, torturati quasi quotidianamente, tanto che questi ragazzi spesso e volentieri cominciano anche ad andare male a scuola e fanno molta fatica a rivelare questa cosa, a confidarsi con i genitori e anche con le maestre o gli insegnanti. L'idea nasce da questo, da un'idea dell'avvocatura che risponde a un'esigenza della città o del territorio. È uno sportello che ha avuto un successo, fra virgolette, che non ci aspettavamo, a testimonianza della diffusione e della gravità del fenomeno. Noi abbiamo aperto anche altri sportelli di consulenza, per esempio in materia abitativa, per esempio abbiamo lo sportello del cittadino aperto sempre, ma devo dire che questo sportello ha appunto risposto a un'esigenza molto molto presente e i numeri sono lì a dirlo. Ecco, si cerca naturalmente di apporre tutti i correttivi possibili per cercare di arginare questo fenomeno. E poi c'è quello delle rapine, dei furti commessi anche da malviventi ben più adulti, ben più maturi. 82enne derubato del bancomat al supermercato di Selvazzano, rubati 1.500 euro dal conto in pochi minuti, lo abbiamo intervistato. Non mi sento più sicuro, sono sincero. Sono rimasto male perché non pensavo mai che mi succedesse queste cose qua. Diciamo, ho avuto un trauma, infatti adesso che ho il banco nuovo, ho paura, diciamo, che mi succeda ancora. Non ti sei più tranquillo come una volta. Enzo Monaro è profondamente scosso, glielo si legge in quegli occhi dolci mentre ci racconta cosa gli è successo. L'82enne si è ritrovato senza 1.500 euro sul conto in pochi minuti. Come ogni giorno Enzo si è recato a fare la spesa nel supermercato a pochi metri da casa, Selvazzano, quando mentre caricava la spesa in macchina si è reso conto di non avere più con sé il bancomat. Allora sono tornato indietro, ho chiesto alla cassiera se casomai ho dimenticato qualcosa e mi hanno detto no, tranquillo Monaro, l'ho vista io che ho messo in dentro sulla tasca. Allora cosa ho preso? Sono andato direttamente a casa, ho lasciato le borse che spontaneamente sono distratto e ho pensato così a mia moglie e mia figlia, mi detto meglio che vado in banca a bloccare, ma purtroppo ho bloccato sì, ma si vede che qui che mi hanno portato via il banco, ma hanno già prelevato 1.500 euro. Sono bastati 13 minuti ai ladri per andare nella vicina banca Crédit Agricole e prelevare i contanti. Probabilmente lo stavano seguendo da giorni e erano riusciti a scoprire il codice del bancomat. Dall'analisi dei tabulati è emerso inoltre che i malviventi hanno effettuato anche altri tentativi di prelievo ad Albignasico, fortunatamente senza successo. È anziano e sono persone anche più fragili, più indifese, più lente, diciamo, anche perché comunque cioè, la cosa strana di questa vicenda è il tempo di esecuzione, perché in solo 13 minuti da quando lui ha pagato, diciamo, la spesa a quando hanno fatto il primo prelievo sono passati 13 minuti, perciò era tutto organizzato, lo stavano probabilmente anche pedinando da qualche giorno. Anche i carabinieri hanno detto così. Enzo è un anziano invalido poiché privo di un braccio, una persona fragile che va protetta e tutelata, come chiede anche il figlio Massimo, che lancia un appello alle istituzioni. Mi sento proprio di chiedere alle istituzioni, ecco, di vigilare di più, soprattutto all'interno di questi centri commerciali, di questi supermercati, che ci sia più controlli, soprattutto per gli anziani, ma anche per tutti, perché comunque questa storia che cioè, è incredibile e potrebbe succedere a tutti. E poi ci sono i furti in casa, nelle abitazioni. Campagnari di Tezze sul Brenta, lo sappiamo, ormai da mesi è presa d'assalto questa zona del Bassanese dai ladri. C'è chi è corso dietro ai malviventi, rischiando naturalmente grosso, e chi per paura mangia con un grosso coltello da cucina sul tavolo, pensate. Razzia di furti in abitazione, cresce la paura ma cresce anche la rabbia tra i residenti che non si sentono più sicuri tra le mura domestiche. Siamo in Via Adige, a Campagnari di Tezze sul Brenta, dove giovedì sera si è scatenato l'inferno. Addirittura i malviventi hanno colpito nella stessa via in due distinte occasioni, prima attorno alle 19:30 e quindi verso le 23, tra lampeggianti accesi delle auto delle forze dell'ordine e residenti in strada. E c'è chi ha tentato anche di fermarli. Siamo andati fuori in strada. Abbiamo visto
2 sagome di ladri vestiti in nero e tutto quanto. Dopo i ladri hanno urlato andate via, andate via. Sono stati i ladri che hanno urlato a voi di andare via? Sì, andare via. Dopo siamo entrati di qua per andarli a seguire. Uno è saltato fuori del giardino della muretta laggiù in fondo e ci ha rincorsi. E aveva un bastone, non so se aveva un manganello, cosa aveva, ci ha raccorsi e noi siamo scappati perché non sai cosa hanno in mano. E dopo ci ha lanciato il bastone e dopo ha preso a sassate io e anche il mio amico. Quanta paura ha avuto lei? Robe da matti, non si può più vivere così. Abbiamo con la pila, abbiamo corso dietro, sono saltati nel terrazzo mio, sono andati giù nella mura, hanno scavalcato e... Sono degli acrobati. Il racconto delle vittime dei furti di Via Adige continua. La prima volta che sono entrati sono andati direttamente sul comodino di mia madre per prendere i gioielli. Dopo la seconda volta non sono entrati, erano solo nel nostro giardino. Secondo i residenti, i malviventi tenevano da tempo la zona sotto controllo. Ora i carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere della videosorveglianza, ma intanto... Lei diceva che mangia con sul tavolo che cosa? Sempre un coltello, perché visto che se vuoi un po' di sicurezza a casa, meno dentro casa mia, dopo anni e anni di lavoro, sacrifici, e vieni a casa, devi fare il guardiano della tua casa, non si può più, signori. Non è possibile andare avanti in questa maniera. Siamo stanchi, siamo stanchi, non si può andare avanti così. Da Tezze a Bassano del Grappa la musica non cambia, in realtà, con furti e vandalismi che hanno riempito le cronache della città nelle ultime settimane, e lo avete ben sentito, cresce il malcontento tra i cittadini. Raffica di colpi in abitazioni tra riusciti e tentati anche in quartiere Angarano a Bassano, tra le vie Camorosini e Padre Zanuso, un'escalation di episodi criminosi che non si era mai vista, dichiara il presidente del Rione Luca Maria Kenneth. Io abito qui da 64 anni, ma non era nel modo più assoluto mai successo. Negli ultimi 2 anni la frequenza sta aumentando. Siete preoccupati? Beh, la preoccupazione c'è, io abito a piano terra, cerco di guardare tutto quello che vedo in giro e cerco di annotare e invito tutti a farlo. In un caso, in via Padre Zanuso, una donna era sola in casa quando i ladri sono entrati in azione. La signora era a casa da sola, la casa è singola, lei risiede nel primo piano e sono saliti attraverso la grondaia per sfondare attraverso l'ingresso di una terrazza. La signora si è attivata subito gridando per cercare in qualche modo di contrastare, e questi sono scappati e hanno preso paura. Quello che stupisce molto è che la disinvoltura che c'è nel cambiare zone e passare da una zona all'altra, e con molta semplicità e con grande disinvoltura. Una situazione difficile, e lancia un appello ai residenti. Invitiamo tutti i residenti delle vie che, quando vedono una faccia nuova che non è una faccia nota, di annotarsi l'auto, il colore dell'auto, la marca dell'auto, il numero di targa se si riesce, e casomai guardando queste persone anche come sono vestite, per cercare di capire e annotarsi e segnalarlo al numero di quartiere. Oltre che ovviamente alle forze dell'ordine. Questa è la situazione, ma è comune, lo sappiamo, un po' a tutto il territorio. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco, parleremo naturalmente anche di Olimpiadi. Eccoci di nuovo in diretta con il nostro Focus TG. Allora andiamo alla Marco Polo di Venezia, perché c'è stato un atterraggio di emergenza nelle scorse ore, nessun ferito, alcuni intossicati lievi, in corso le verifiche tecniche sul velivolo protagonista di questo episodio. Momenti di apprensione nei cieli sopra Venezia per il volo Air France 566 partito da Parigi e diretto a Beirut, costretto a modificare la rotta e rientrare allo scalo Marco Polo di Tessera a causa della presenza di fumo in cabina.
Dopo il via libera dalla torre di controllo veneziana, il comandante ha effettuato un atterraggio di emergenza intorno alle 11:30 con i mezzi di soccorso già schierati lungo la pista. A bordo viaggiavano 168 passeggeri. Fortunatamente non si registrano feriti, anche se alcune persone hanno accusato lievi sintomi da inalazione di fumo e sono state assistite per questo dal personale sanitario. Sono in corso le verifiche tecniche sull'aeromobile per accertare l'origine del problema. Nel frattempo, tra il pomeriggio e la serata, è previsto il reimbarco dei viaggiatori su più voli diretti a Parigi, in attesa delle indicazioni della compagnia aerea per il proseguimento verso la destinazione finale di Beirut. Scali del territorio, Venezia, Treviso in particolare, sicuramente sotto stress anche per l'evento olimpico che ha avuto ieri sera la sua inaugurazione ufficiale. Allora siamo pronti per collegarci da Belluno in diretta con il nostro Christian Arboit, che ieri ha seguito insieme a Stefano Bozzi la cerimonia di apertura di Milano Cortina dalla regina naturalmente delle Dolomiti. Christian, a te buongiorno, vedo che sei con Luca De Carlo. Assolutamente, buongiorno a te e Lina, anche da parte di Stefano Bozzi. Siamo sul listone, nel cuore di Belluno, in piazza dei Martiri. Anche il cuore di Belluno batte per Cortina, lo potete vedere alle mie spalle. Ci sono dei visual, ci sono dei maxi schermi che trasmettono in diretta le competizioni e danno anche tutte le informazioni utili su come raggiungere Cortina e godere delle gare. L'intera provincia di Belluno è chiaramente mobilitata da tutti i punti di vista e non potrebbe essere altrimenti. Però partiamo da ieri sera, dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, che ha regalato emozioni a circa 2 miliardi di telespettatori in tutto il mondo. Questa la stima, gli occhi del mondo quindi puntati addosso a Milano, a Cortina, dove la festa è stata chiaramente grande, le emozioni tante. In particolare l'accensione del braciere con la campionessa Sofia Goggia, ma poi tanti i momenti a partire dallo sfilamento delle associazioni alle 7 della sera, lungo corso Italia, e poi gli amministratori locali, tanti volti della società civile, del terzo settore bellunese, e poi chiaramente il lavoro delle forze dell'ordine. Alla cerimonia di apertura era presente anche il bimbo di 11 anni che è diventato un caso nazionale, Riccardo, il bambino del bus, ma poi erano presenti in tanti anche il coro Sole Note del Cadore, un coro gospel che ha accompagnato da Cortina Laura Pausini, che cantava l'inno d'Italia da San Siro. Emozione dopo l'altra, ve le raccontiamo con le immagini e il montaggio di Stefano Bozzi, che vi invito veramente a guardare.
Queste le immagini, queste le emozioni nel montaggio perfetto, prezioso di Stefano Bozzi. Luca De Carlo, mi ha raggiunto Luca De Carlo, senatore, presidente della 9ª Commissione Industria e Turismo, e c'è anche l'assessore comunale allo sport del comune di Belluno con delega specifica alle Olimpiadi, Monica Mazzoccoli. Insomma, siamo partiti, se ne è parlato per anni, ci sono stati disagi, polemiche, c'è stato di tutto, però adesso siamo partiti, senatore. Ma intanto ci sono i risultati, cioè 5 miliardi e 3 di investimenti sul territorio, 13% dei quali dedicati alle infrastrutture sportive, il restante 87% dedicato a infrastrutture che resteranno a beneficio delle popolazioni residenti, tra cui quasi tutti i bellunesi. Quindi un dato anche questo che va considerato. E poi una straordinaria vetrina in tutto il mondo della provincia di Belluno, di Cortina, di tutti i territori dolomitici, di tutti quelli che si sentono come noi orgogliosamente bellunesi e che ieri hanno potuto dimostrare al mondo efficienza, capacità di fare le cose in una diretta doppia con Milano, e quindi anche una bella immagine dell'Italia nel mondo, ma una Concampezzana veramente vestita a festa e che da oggi ospiterà gare straordinarie, atleti e volontari. De Carlo parla, assessore Mazzoccoli, di risultati diffusi per tutta la provincia. Noi qui siamo nella capitale delle Dolomiti, Belluno che è connessa con Viduole, maxi schermi, con Cortina. Ci saranno benefici anche per la città di Belluno? Ma già ce ne sono. Belluno come capoluogo di questa provincia è già da qualche mese che si sta vestendo da Olimpiadi, che stiamo dando alla cittadinanza un po' di aria olimpica da far entrare nei polmoni. L'abbiamo iniziato a fare con il city dressing, installando gli spettaculars in piazza, iniziative per le scuole, iniziative per la cittadinanza. Cioè, stiamo trasmettendo informazioni, stiamo facendo cultura intorno allo sport, perché ricordiamo che le Olimpiadi non sono solo delle competizioni di altissimo livello sportivo, perché ogni nazione mette in campo i migliori atleti disponibili, ma sono anche occasione per parlare di valori, e questo a noi interessa soprattutto per la popolazione più giovane. Questione di consapevolezza, valori, coinvolgimento delle nuove generazioni, e poi chiaramente ci sono anche gli altri fronti, quelli magari più operativi, immediati, come la sicurezza. Chiaramente Cortina è blindata, non potrebbe essere altrimenti. Domani arriverà con ogni probabilità anche il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, Vance, che già si trova in Italia, questo per assistere alle gare di discesa. E poi la prossima settimana, lo ricordiamo, ci sarà il capo dello Stato Sergio Mattarella. Però appunto, novità di queste ore, non sarà presente soltanto un giorno ma 2, quindi con una tabella di marcia molto complessa. Beh, sicuramente la sicurezza è fondamentale per gestire grandi eventi come questo. Abbiamo visto tanti forze dell'ordine impegnati, vigili del fuoco, che io ringrazio per lo straordinario lavoro, come ringrazio il prefetto e questore di Belluno per il lavoro di questi mesi preparatorio. A volte non compare tutto il lavoro che è stato fatto e compaiono magari solo le criticità, ma la realtà è che di criticità se ne sono risolte tante, ne risolveremo ancora, anche perché ne escono man mano, ma credo che abbiamo il dovere di fornire sicurezza soprattutto sia agli atleti straordinariamente importanti, ma anche a tutti quelli che verranno a visitarci durante le Olimpiadi, che sono, ripeto, una vetrina per questo territorio straordinaria. Tra le forze dell'ordine che stanno presidiando il territorio ci sono i vigili del fuoco, che nelle scorse ore hanno effettuato delle verifiche sul sistema antincendio del villaggio olimpico, che ovviamente si è popolato degli atleti. Contestualmente il dispositivo nucleare, biologico, chimico, radiologico, sempre dei vigili del fuoco, è stato impegnato nel monitoraggio costante dell'area all'interno del Carling Center. Erano presenti a questi sopralluoghi anche il direttore interregionale dei vigili del fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige, Cristina D'Angelo, e il comandante di Belluno, Matteo Carretto. Tra l'altro sliding center che in queste ore è finito al centro di un ennesimo caso, pare di sabotaggio. Uso il condizionale perché è un copione che si sta ripetendo da diversi mesi, è perlomeno il terzo tentativo di sabotaggio, o perlomeno
un episodio che lascia e pone degli interrogativi. In precedenza episodi analoghi non avevano avuto dei risvolti di natura giudiziaria. Su questo, senatore, possiamo dire qualcosa? Beh, innanzitutto bene che siano problemi tecnici e non sabotaggi o boicottaggi, perché veramente sarebbe come darsi veramente la mazza sui piedi, perché siamo in vetrina, appunto, il mondo ci guarda, 2 miliardi di persone hanno visto la cerimonia, 3 miliardi guarderanno i giochi. Sarebbe stupido a questo punto veramente farsi del male con gesti eclatanti come questi, che poco hanno a che fare con lo sport e molto, se fossero dolosi, con la deficienza umana. Ricordiamo che tra l'altro è operativa anche la sala safety presso il comando dei Vigili del Fuoco di Belluno. C'è stato un sopralluogo anche del consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi, che ha la delega alla protezione civile. Chiaramente tutti sono schierati, il volontariato bellunese, tutti. Noi abbiamo visto anche in occasione dell'arrivo della Fiamma Olimpica a Belluno, è stato un successo di squadra, perché c'erano i Vigili del Fuoco, gli Alpini, Protezione Civile, Polizia Locale, insomma nessuno è rimasto escluso, tutti hanno fatto un pezzettino di questa, hanno collaborato a un pezzettino di questa manifestazione che ha portato in piazza Belluno svariate migliaia di persone e è andato tutto liscio. Monica Mazzoccoli, Luca De Carlo, grazie davvero per essere stati qui con noi. Io vi lascio, Lina, con delle testimonianze raccolte ieri, ampezzani, commercianti, ma anche un ispettore della Polizia di Stato con unità cinofila, con il cane Chanel. Chiaramente le operazioni di bonifica su Cortina sono incessanti, questo per garantire alti livelli di sicurezza. È tutto dagli Stone in Piazza dei Martiri a Belluno con Stefano Bozzi. Dopo le testimonianze ti ridò la linea. E questa nevicata è stata una manna dal cielo per portare gente e Olimpiadi indimenticabili, le più belle di tutti gli anni. Su questo lei è certo? Sono certissima. L'anno scorso ho detto la nevicherà la settimana prima delle Olimpiadi e così è stato. I commercianti sono contenti, cioè chi gravita attorno al mondo del turismo qui a Cortina è mediamente soddisfatto di queste Olimpiadi? Io non ho sentito le chiacchiere, io penso al mio, sono contenta, sto lavorando, sono positiva e bisogna pensare positivo perché le cose vadano bene. Queste Olimpiadi quindi faranno bene a Cortina, lei? Voglio pensare che sia così e sarà assolutamente così. Ampezzana Doc. Ampezzana Doc. E quindi gli ampezzani Doc cosa pensano di questa Olimpiade? Pensano, secondo me, che un evento così importante ci doveva essere a Cortina. Poi le polemiche ci sono lo stesso, ma un evento sportivo qua è amato da tutti, perché sono passati tanti anni, ma insomma è vero che abbiamo un paese un po' vecchio, forse tra virgolette, però noi amiamo lo sport e loro amano lo sport e quindi va bene così. Disagi ci sono tantissimi, ma noi guardiamo, io dico l'80% della cosa lo fa il panorama, è bellissimo. E la neve salva tutto. E la neve ha salvato tutto. Sono un volontario dell'Associazione Nazionale Alpini che ha aderito a dare una mano a questo svolgimento di queste Olimpiadi. E lei in che cosa sarà coinvolto? Il nostro ruolo è diviso in vari servizi, il mio esattamente è driver, accompagnerò il personale tecnico o anche gli olimpionici dal villaggio olimpico alle varie strutture. Perché gli alpini e le penne nere si sono messi a disposizione delle Olimpiadi? Per dare un contributo all'Italia, come sempre in prima linea. Abbiamo cominciato già da diverse settimane con il controllo di tutto il villaggio olimpico, prima che arrivassero gli atleti ad occuparlo. Poi i vari siti come il Palazzo del Ghiaccio o la pista di bob o anche su Altofane dove ci sarà lo sci. Quindi voi avete passato a setaccio praticamente tutta Cortina in questi giorni? Sì, esattamente, abbiamo passato al setaccio, si può dire, tutta Cortina. È un combinato disposto tra unità cinofile e artificieri, immagino. Siamo insieme all'unità degli artificieri, assiduamente insieme, proprio perché lavoriamo in team. Il cane annusa e qualsiasi criticità intervengono gli artificieri.
Come si chiama il cane, come si comporta? Il cane si chiama Chanel, si comporta benissimo, è la sua prima volta sulla neve ed è super entusiasta. Davvero una mobilitazione collettiva, grazie a Cristian Arboit e Stefano Bozzi che seguiranno anche oggi naturalmente l'evento olimpico. Noi ci fermiamo per un altro rapido break, poi dovremo essere in grado di collegarci con Vicenza, anzi con Marano Vicentino, dove si sta parlando di PFAS. E allora riprendiamo la linea da studio, ultimi minuti del nostro Focus TG, si parla di PFAS, andiamo nel Vicentino con il nostro Mirko Cavallin che vedo già pronto con i suoi ospiti. Mirko. Buongiorno Lina, eccoci qui con Simone Squaccini alla parte tecnica, col sindaco di Marano Vicentino Marco Guzzonato, col professor Lorenzo Altissimo, chimico industriale, insomma, che ha fatto una relazione molto interessante. Sindaco, i PFAS ormai sono purtroppo una presenza conclamata e questo convegno patrocinato dal Comune, voluto da tante associazioni, insomma, ha fatto un punto importante oggi. Sì, il convegno è stato voluto dall'Associazione Acqua Bene Comune e ci hanno chiesto, e noi abbiamo aderito volentieri, ci hanno chiesto di ospitarlo e le persone che hanno relazionato sono di altissimo livello, hanno fatto veramente una conferenza molto interessante ed era uno degli obiettivi, informare e creare consapevolezza. E poi credo una delle riflessioni più importanti che è uscita oggi è se viste le esperienze anche gravissime che il nostro territorio ha subito dal punto di vista della contaminazione e dell'inquinamento da queste sostanze, se non sia il caso di ragionare tutte e tutti assieme, società civile, ma in primis con gli enti e con le realtà istituzionali che hanno il compito di ragionare di pianificazione e di tutela delle risorse fondamentali come l'acqua e come la falda acquifera, se non sia il caso di stabilire dei criteri che una volta per tutte mettano al primo posto a livello di priorità la protezione dei beni comuni come l'acqua, la falda, la zona delle risorgive, perché le abbiamo già messe in discussione in maniera troppo pesante e non possiamo più permetterci di rivivere situazioni che il recente passato ci ha insegnato essere non recuperabili. Ecco, quindi credo sia stato un convegno molto interessante, tra l'altro molto partecipato, è una mattinata anche lunga di lavoro, quindi siamo contenti, ecco, di questo passo che abbiamo fatto e ce ne serviranno altri, ecco, perché il lavoro da fare è tanto. Il dottor Altissimo ha presentato mappe, studi, insomma, facendo un panorama molto chiaro. A me ha colpito un passaggio, cioè il fatto che comunque l'acqua ci mette il suo tempo, magari settimane, mesi, anni, ma corre sotto e arriva dappertutto, come purtroppo si è scoperto in questi anni. Sì, l'acqua che arriva nelle nostre case, che viene prelevata in Veneto prevalentemente da pozzi, quindi da falde sotterranee, è un'acqua che ha percorso il territorio, quindi porta con sé quello di buono e di meno buono che incontra lungo il cammino, un cammino che dura anni in alcuni casi e noi a volte ci accorgiamo tardi di quelli che sono i problemi che si sono generati a monte. I gestori dei servizi idrici devono purtroppo molto spesso, direi quasi sempre, rincorrere i problemi e trovare delle soluzioni, realizzando pozzi nuovi, abbandonando pozzi che non sono più utilizzabili, realizzando impianti per trattare l'acqua e poi salgono fuori i problemi di cosa facciamo di quei carboni che hanno assorbito molecole eccetera, ma tutto questo è un intervenire a posteriori. Noi dobbiamo prevenire, possibilità per prevenire ci sono degli strumenti normativi e sta nelle responsabilità degli amministratori, sindaci, la provincia stessa, la regione che ha il compito di tutelare la risorsa idrica, sta a loro la responsabilità di mettere in atto degli strumenti per evitare che si creino delle situazioni come quella di cui si è discusso oggi, cioè lo smaltimento delle terre e rocce da scavo della pedemontana veneta in alcune discariche che stanno rilasciando un composto della classe dei PFAS, della famiglia dei PFAS, che ha dei limiti estremamente bassi
e che sta preoccupando i gestori del servizio idrico. È un problema che purtroppo andrà avanti per anni, cioè quelli che si stanno rilasciando oggi chissà per quanto tempo ancora proseguiranno. Allora, il tempo è stretto, dico solo per chiudere che martedì in sede di Consiglio regionale saranno presentate 2 mozioni alla Giunta inerenti proprio questo tema, quindi anche la politica sarà investita, la politica regionale quantomeno, da ulteriori impegni. Ringrazio il sindaco Marco Guzzonato e il dottor Lorenzo Altissimo per essere stati con noi. Linea a te, buona giornata. Grazie Mirko, grazie ai colleghi naturalmente di Bassano per questo e di Vicenza per questo collegamento. Allora, prima di proseguire andiamo sulle agenzie, perché tra i danneggiamenti sulle linee ferroviarie che si sono registrati in queste ultime ore, il territorio intorno a noi, di fatto le linee interessate sono la ordinaria Bologna-Padova, dove è stato trovato e rimosso un ordigno rudimentale su uno scambio, l'alta velocità sulla stessa tratta, dove sono stati troncati cavi elettrici in un pozzetto, e la Bologna-Ancona-Pesaro, dove ha preso fuoco una cabina elettrica. Sono 3 i danneggiamenti, così come abbiamo detto, in concomitanza con l'inizio di Milano-Cortina, e gli investigatori che stanno svolgendo accertamenti su quello che sta succedendo, sta indagando la Digos, non escludono che si tratti di un atto dimostrativo di matrice anarchica sul modello di quanto avvenne in Francia nel 2024 per le Olimpiadi di Parigi. Allora, regia, andiamo a vedere un ultimo servizio prima di chiudere. Rimaniamo nel Vicentino, zona tra Marostica e Colceresa, colpita da un'altra predazione dei lupi. Sindaco, anno nuovo, problema vecchio, in questo caso colpita una famiglia con degli animali che sostanzialmente erano di affezione. Sì, per Colceresa di fatto per il nostro territorio è una novità, anche se insomma si sapeva che il lupo transitava e stazionava anche in queste zone. Adesso purtroppo è capitato il fatto che nessuno avrebbe mai voluto vedere e sentire, insomma. Il comune magari non ha poteri, insomma, ma questo è un problema che ormai da anni noi raccontiamo. Adesso si parla di questo declassamento di questi 160 esemplari in tutto il Veneto da poter abbattere eventualmente, però forse i tempi non sono così veloci quanto invece è veloce il lupo. Sì, direi di sì. So che appunto la polizia provinciale sta seguendo la cosa in tutto il territorio della provincia, ovviamente. Adesso è stato attivato anche per il nostro territorio questo protocollo. Dovremo far pressione sui vari livelli istituzionali, perché come dire, sì, è un passo importante questo, ma probabilmente non è sufficiente. Ci vuole sicuramente mezzi, personale formato e con la possibilità appunto di agire per ricontenere queste specie, insomma. Il tempo a nostra disposizione si è concluso. Io ringrazio in regia Renato Capoglia e Edoardo Paris. Come sempre vi do appuntamento ai telegiornali di questa sera e vi auguro un buon sabato pomeriggio. Arrivederci.